forse il titolo vi potrà un po' ingannare su quello che poi in realtà dirò, perché cercherò di partire dalle fonti epigrafiche di Medine Tabu per parlare di quanto avvenne nel 1177, all'inizio del XII secolo a.C., però poi facendo un passo a ritroso e ritornando all'inizio della XVIII dinastia per far vedere i rapporti tra l'Egitto e il mondo vicino all'Egitto, partendo dai suoi inizi, ma soprattutto partendo dalla regina Hatshepsut, da Tutmosi III, per arrivare al periodo di Amarna, per poi capire invece cosa succede in XIX e XX dinastia in Egitto e quale cultura materiale abbiamo che ci attesta questi cambiamenti. E su quello ci dobbiamo attenere. Quindi io mi atterrò essenzialmente alle fonti, a quello che le fonti dicono e alle nuove interpretazioni che stiamo dando. Cosa ci dicono quindi i testi egizi, se restiamo alle fonti? I testi egizi non parlano mai di popoli del mare, parlano di popoli che provengono dal nord, popoli di cui attestiamo la loro penetrazione in due periodi chiari, 1207 e 1180. I primi vengono respinti da Merentat in Libia, però ci dicono anche una cosa molto importante, dice i popoli che fanno una confederazione nelle loro isole, quindi è molto verosimile pensare che si possa parlare di un movimento da occidente verso oriente, una probabile penetrazione, tentativo di penetrazione dell'Egitto che a quanto ci dicono le fonti non riesce, non solo a quanto ci dice anche la cultura materiale, e poi Ramses III ci ripercorre questo aspetto. Ricordiamoci però a Medine Tabu i Shardana non vengono nominati però nel papiro Harris che si trova al British Museum, sempre di Ramses III.